Sono i genitori dei 15 alunni della classe seconda B del plesso di scuola primaria dei Cosmi dell'Istituto Comprensivo Villaggio Mosè Peruzzo di Agrigento, da 2 giorni in protesta a causa del trasferimento del gruppo classe dei propri figli al plesso di scuola media Federico II. I nostri figli di 6-7 anni, giorno 15, sono andati a scuola nella loro classe con la loro insegnante, tutto era a posto. Il giorno seguente, tornati a scuola, i nostri figli si sono ritrovati defraudati della loro aula perché è stata data ad un'altra classe e sono stati trasferiti al Federico II. Noi siamo venuti qua a chiedere al preside come mai è successo tutto questo. E il preside ha detto che è una decisione della scuola in quanto si è formata un'altra classe e quindi non c'è spazio. Noi ci chiediamo se il preside sapeva di questa situazione già prima che iniziasse l'anno scolastico, perché non ci informava, così anche noi potevamo fare delle scelte anche diverse. E di questa mancanza di informazione i nostri figli si sono trovati a dover rapportarsi con ragazzi di 13-14 anni, con esperienze già più mature e non hanno nessun contatto con bambini della loro età, con bambini coetanei delle altre classi. Tra l'altro è un problema che si ripeterà per tutto Per l'anno. tutti gli anni, sì, per tutti gli anni a seguire. Quindi voi avete incontrato il preside, ma cosa chiedete? Noi chiediamo che i nostri figli vengano riaccorpati alla De Cosmi, alla scuola elementare, insieme ai loro coetanei. Dal canto suo il neodirigente scolastico Franco Casalicchio, contattato telefonicamente, ha chiarito la vicenda presente già da tempo, causata da un aumento di iscrizioni al plesso di scuola elementare, impegnandosi a trovare in breve tempo una soluzione adeguata.